italiane. Io vorrei ringraziare subito coloro che in questi mesi ce le hanno portate in semifinale, quindi tutti i responsabili delle varie regioni, Veneto, Toscana, Lombardia, Piemonte, Friuli e anche il Canton Ticino. Grazie di cuore a tutti voi. Ragazze, siete meravigliose, straordinarie. Io vi faccio un grossissimo in bocca al lupo, vi faccio andare a preparare perché tra poco vi conosceremo una alla volta, va bene? Facciamo ancora un applauso alle nostre finaliste. Prego ragazze. E ora si vanno a preparare per il momento di votazione davanti alla nostra giuria. Di quest'anno perché scegliere colei che rappresenterà ancora per una stagione intera il nostro parco termale del cuore. Vado subito a salutare Alessandra Erculiani, Rita Lavarini, Delia Ivanesco, Domenico Tizzani e Manu Battisti. Benvenuti e grazie per essere al nostro fianco. E un saluto specialissimo al nostro sindaco di Lazzise, Damiano Bergamini. Benvenuto! Cittadino, noi siamo pronti, dalla regia mi dicono che le nostre miss sono prontissime. Io prima di chiamarle però vorrei anche salutare e ringraziare il nostro patrono, colui che da 5 anni, anzi questo è il sesto, ha voluto fortemente dedicare la bellezza del parco abbinandola a quella delle nostre miss. Dottor Nalì, grazie di cuore. Cominciamo subito a presentarvele una per una, signore e signori, le nostre miss. E cominciamo dalla numero 1, Mariana Onofrici. Attualmente frequento l'università nella facoltà di economia e lavoro come hostess per il bar. In futuro mi piacerebbe diventare Secret start in your
16 anni, vengo da Milano San Pedolo, dalla Friuli Giulia. Nella vita studio, frequento il liceo economico sociale, studio diritto, economia e psicologia. Amo molto viaggiare e nel futuro vorrei continuare a perseguire gli studi andando all'università. Buonasera a tutti, sono Beatrice Dotto, ho 17 anni, vengo da Castelfranco Veneto, un paese in provincia di Treviso. Sono al quarto anno del liceo linguistico e le mie due passioni più grandi sono la moda, appunto, e la danza. In futuro mi piacerebbe continuare gli studi, magari intraprendere un percorso universitario sempre legato a questo mondo, al mondo della moda, e mi piacerebbe anche lavorare nel mondo dello spettacolo, magari come conduttrice. Grazie. Buonasera a tutti, mi chiamo Claudia Cavaliere, ho 24 anni, vengo da Montebello Vicentino in provincia di Vicenza. Nella vita lavoro come impiegata amministrativa in un'azienda e le mie più grandi passioni appunto sono lo sport e la moda, e in un futuro mi piacerebbe realizzarmi nel mondo della moda e dello spettacolo come presentatrice e avere il mio canale TV e anche come modella e fotomodella, ma anche crescere professionalmente nel mio ruolo. Claudia Cavaliere! La miss numero 7, Eleonora Parona. Buonasera a tutti, sono Eleonora Paroni, ho 18 anni e vengo da Udine in Friuli, anche se da quest'anno ho deciso di trasferirmi lontano da casa in Toscana con il mio fidanzato. Sono una studentessa del liceo linguistico e quest'anno punto a diplomarmi per poi poter proseguire gli studi all'università. Numero 7, Eleonora Parona. Della
bravissima, ci piace questa filosofia. Elisa Docenti, numero 9. Numero 10, Emma Paolino. Pomeriggio a CD, mi chiamo Anna Paolino, ho 18 anni e vengo dalla provincia di Udine. Coltivo molte passioni, per esempio in questo momento mi sto dedicando alla lettura di un romanzo di Jane Austen, mi piace fare tanto uncinetto e lavoro come arbitro di calcio. Un grosso in bocca al lupo anche a te, Emma Paolino, numero 10. Andiamo avanti con la numero 11, Gaia Lastrucci. Buonasera a tutti, io sono Gaia Lastrucci, ho 19 anni e rappresento la regione toscana. A giugno mi sono diplomata al liceo delle scienze umane e ad oggi nella vita mi occupo di benessere e di bellezza. Amo tantissimo viaggiare e mi definisco una ragazza solare, sensibile e testarda. E lasciamo anche il bocca al lupo anche a te, Gaia Lastrucci, in passerella, con il numero 11. Momento di Beatrice Gelai, numero 12. Buonasera a tutti, sono Beatrice Gelain, ho 17 anni, tra poco 18. Nella vita faccio la studentessa in un istituto tecnico commerciale e frequento il quinto anno. Abito in provincia di Padova e finita la scuola vorrei intraprendere un percorso di anno all'estero perché sono sicura che sarà una bellissima esperienza e al giorno d'oggi l'inglese è importantissimo. Grazie. Siamo completamente d'accordo con te. Numero 12, Beatrice Gelai.
Buonasera giuria, buonasera pubblico, sono Marta Finaroli, 22 anni, vengo da Brescia, arrivo dalla selezione del parco. Nella vita studio, sono al quarto anno di medicina e nel tempo libero che mi rimane dal mio studio sono fiera di raccontare che collaboro con un'associazione che offre sostegno alle donne malate di cancro, avendo io stessa una patologia di questo genere. Grazie mille, buona serata. In bocca al lupo Marta Finaroli, numero 16. Grazie a te, in bocca al lupo, Benedetta Pollini, numero 17. Sono una studentessa del liceo Poliottico di Milano e nel pomeriggio frequento un'accademia di danza che spero mi aiuterà a portare avanti questa mia passione e realizzare appunto questo mio sogno della danza che diventerà una professione e un altro mio sogno è riuscire a viaggiare per il mondo. E noi ti auguriamo di realizzarli tutti. Anita Campanini, numero 18. Alla ciclo unico e diciamo che sono prossima alla fine dei miei studi, settimana prossima mi laureo. In bocca al lupo! E nel frattempo sono anche analista in un laboratorio di ricerca e sviluppo. Nel tempo libero, quel poco che mi rimane, sono anche un atleta e negli ultimi 2 anni ho conseguito il brevetto per l'istruttrice, quindi adesso alleno i ragazzi in atletica leggera. E allora in bocca al lupo anche per tutti i tuoi progetti. Yasmin Kairian, numero 19.
per questa sesta corona. Di qua ancora la nostra 21esima sta sfilando, abbiamo la doppia passerella, le abbiamo viste ora per questa prima prova di comunicazione, ci hanno raccontato qualcosa di loro, i loro sogni, le loro ambizioni e un pochino anche abbiamo scoperto quanta emozione gli dà il palcoscenico e anche saper gestire un pochino una presentazione al microfono. Tra poco invece le vedremo nei loro abiti scintillanti e quindi andremo a votarle per quello che è il portamento e l'eleganza. Dopodiché avremo una bella sorpresa perché anche quest'anno avremo una grande partnership attesissima con l'azienda Attezenis del gruppo Calzedonia e quindi le nostre miss diventeranno anche delle vere e proprie modelle. Questo non è un concorso come tutti gli altri, questo è il concorso più premiato d'Italia e giustamente le nostre miss sono tutte molto emozionate. Prima di passare però alla prossima votazione vorrei ringraziare coloro che hanno lavorato dietro le quinte con noi per rendere queste ragazze ancora più belle. Sto parlando dei nostri stilisti del cappello tagliati per il successo di Pescantina, Bussolengo e Villafranca che hanno acconciato le nostre miss. Grazie di cuore. E anche le bravissime truccatrici e stiliste di Villa dei Cedri, grazie di cuore a loro per aver reso ancora più splendide le nostre finaliste. Ora siamo pronti, lasciamo a loro la passerella, signore e signori, le nostre miss. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.
social, mi raccomando. Voi che state facendo fotografie e video di questa serata, mi raccomando, taggate la pagina, bravissima, taggate la pagina del Parco Termale, del nostro concorso di bellezza, perché così anche noi potremo condividere anche il vostro punto di vista.
preparare serate, spettacoli e sfilate di moda. Io voglio ringraziarvi uno per uno, i nostri agenti regionali, a partire dalla Toscana, il nostro Walter Gorgoni. Ciao Walter! Per il Veneto, la bellissima Laura Zambelli. Grazie Laura per essere qui. Un grazie anche a Franco Rossani per la regione Lombardia. Ciao Franco! Questa sera ci siete tutti, io sono emozionata solo per questo. Un saluto ad Elisa Mattaloni da Friuli, grazie anche a te, grazie a Mariano Lavetta di Piemonte e a Cristian Bertaglino per il Canton Ticino. Grazie di cuore, perché siete voi che avete esaudito i primi desideri, i primi obiettivi delle passerelle e soprattutto delle prossime esperienze di queste ragazze, perché questo evento, questa passerella porta davvero bene alle nostre miss, che saranno le vincitrici, proprio a raccontarci come hanno passato questi anni, questo anno e questi anni dopo che hanno vinto la loro corona e la loro fascia. Tra poco tocca a voi ragazze, però ancora una volta richiamiamo in passerella le nostre miss, perché ormai da qualche anno abbiamo questa meravigliosa partnership insieme al marchio Tezenis del gruppo Calzedonia. Abbiamo voluto portare sulla nostra passerella anche un'esperienza reale da modelle, perché le nostre miss tra poco interpreteranno la moda della nuova stagione di Tezenis e in questo momento la nostra giuria, oltre a vedere dei bellissimi capi della nuova collezione, andrà a votarle ovviamente per la loro bellezza, fisicità, ma anche per i loro sorrisi, che è sempre l'accessorio che noi preferiamo. Signore e signori, per la terza ed ultima votazione, ancora sul palcoscenico e sulla nostra passerella, le nostre miss.
attrice make-up artist di Villa dei Cedri. E allora, il momento è arrivato. A questo punto io farei un grosso, infinito, gigantesco in bocca al lupo e applauso a tutte e 21 le nostre messe. Sono già tutte le 21 protagoniste che tra poco si sfideranno per colore lo scettro di questa sesta edizione di Miss Colaterme 2023. Signore e signori, accogliamole nuovamente con grande calore e un applauso immenso. Signore e signori, le nostre Miss. Sindaco, grazie per essere stato con noi. Ti passiamo un microfono così facciamo due chiacchiere prima di scoprire quali saranno le nostre miss sul podio di quest'anno. Signor Sindaco, è stata una serata bellissima, piena di calore, piena di bellezza e di sorrisi. Che dice? È andato tutto bene? Direi che è andata benissimo, per me è stata la prima volta che partecipo al concorso di bellezza, nonostante il concorso sia già arrivato alla sesta edizione. Credo che l'emozione da parte delle miss sia stata doverosa, sia stata legittima, ma credo che nei panni della giuria io sarei stato ancora più imbarazzato, perché davvero queste miss sono tutte belle, bellissime, e quindi un complimento particolare alle Terme che hanno organizzato e voluto anni fa questo concorso, quindi un applauso particolare al dottor Nalin che Grazie, dottor Nalin. ha voluto fortemente l'organizzazione di questo concorso, un concorso che porterà sicuramente le nostre miss, le nostre ragazze alla ribalta, a inserirsi sicuramente nel mondo della moda, oppure nel mondo attiguo alla moda, che porteranno in alto il nome del Made in Italy. Made in Italy è un marchio internazionale. Bravissimo. Poi l'ultimo aspetto che vorrei sottolineare è la capacità di simbiosi, di sinergia tra il pubblico e il privato, tra il Comune di Lazzise e le Terme Nicolà, e tra le Terme Nicolà e l'azienda De Fenis, che è un'altra azienda del territorio. Queste sinergie funzionano e moltiplicano le energie degli uni e degli altri. Io credo che questo modo di fare è già presente anche nel mondo della musica, dell'arte, nel Made in Italy in sintesi, anche nell'agroalimentare, funziona nel mondo della moda, e credo che possa portare davvero a far parlare di Lazzise nel mondo, e anche ovviamente sarà un supporto per tutta l'Italia per il Made. Concluderei con una battuta, se mi concede. Io credo che il dottor Nalin sia stato bravo a inventare questo concorso, altrettanto bravo a consegnare un contratto di un anno di lavoro alla vincitrice, ma io vorrei essere ancora più bravo. A breve nel comune di Lazzise dovrebbe indire un concorso per l'assunzione di 2 persone, e quindi invito tutte le miss a poter partecipare. Grazie ragazze, e questa è una vera e propria dichiarazione lavorativa. Vi garantisco il posto fisso, sicuramente meno soddisfazione dell'immagine, della moda, però comunque siamo a Lazzise e quindi il posto è altrettanto bello e meritoso. Caspita, non succede tutti i giorni, quindi cogliamo questa occasione al volo. Grazie signor Sindaco, è stato un piacere conoscerlo. Grazie davvero di cuore, e noi siamo pronti. Che dice? Lei la sua fascia ce l'ha già, adesso bisogna assegnare le altre. Sono stato invitato
a partecipare con la fascia, direi. diversamente non mi avrebbero fatto entrare. E allora siamo pronti a scoprire quali sono le nostre miss che stanno per salire sul podio e colei che rappresenterà il nostro parco termale preferito per un anno intero. E allora andiamo subito a consegnare, magari ci facciamo montare dalla nostra Carlotta, che dici? Carlotta, tu che tra qualche istante lascerai, vieni qua vicino a me, tra qualche istante lascerai la tua corona alla prossima miss. Facciamo ancora un applauso alla nostra bellissima Carlotta. Faccio mettere al centro insieme al nostro sindaco. Andiamo a scoprire chi tra le nostre miss è la terza classificata. Io mi metto qui. Signore e signori, al terzo posto, la medaglia di bronzo di questa sesta edizione di Miss con la Terme 2023 va a la Miss con il numero 21, Laura Belli. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? Just this you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Perfetto. E allora Laura con il suo sorriso, la sua fascia e i suoi fiori è stata premiata. Complimenti e in bocca al lupo per tutti i tuoi sogni. Proseguiamo ora con la seconda classificata per questo podio. Andiamo a scoprire medaglia d'argento di questa serata, di questa sesta edizione. È la Miss con il numero 17, Benedetta Collini. I'm just as surprised as you. Is this Grazie per il tuo sorriso e la tua bellezza, anche per te. E molto lindo. La fascia e la passerella. Con un applauso a tutti i nostri amici. life lessons come one in a dozen? The other 11 is something. È stata una stagione intensa, ricca di emozioni, di sorrisi e di amicizie, nuove amicizie che si sono formate all'interno di questo gruppo. E questa è una cosa che ci fa sempre molto piacere, una crescita per tutti, l'hanno dimostrato le nostre 5 finaliste e le sue esposizioni. Ma quest'anno la nostra reginetta testimonia del parco termale
Amici di Ferro Team, qui io, Ciocco e Teo, siamo venuti a Miscola Terme per la sesta edizione della finale. Abbiamo qua con noi l'onore e il piacere di avere la appena eletta Miscola Terme 2023, la nostra Marta, che ha vinto soprattutto perché eravate tantissime, erate 21, quindi non è stata nemmeno una battaglia facile. Però alla fine ce l'hai fatta. Com'è stata questa esperienza? È stata una sorpresa perché ho partecipato senza grandi aspettative alla selezione che ho fatto al parco, mi sono immediatamente innamorata della struttura e in questi giorni che abbiamo appunto soggiornato all'interno di Villa dei Cedri ho potuto apprezzare al massimo il lusso e il comfort di questa struttura, per cui invito tutti assolutamente a visitarla. E sono contenta perché questa esperienza mi ha arricchito per tutte le conoscenze che ho potuto fare con le altre ragazze bellissime e super capaci. Diciamo che tu comunque hai portato anche un tema molto importante appunto nella tua presentazione che è stata fatta, sì, che è un tema che sensibilizza soprattutto il ruolo nella donna, oltre che come si vede sempre con la violenza, come madre, come persona anche in sé, anche appunto come una donna che molte donne purtroppo soffrono di un grande male. Esattamente. Tu sei stata testimone in prima persona, sì, ne sei uscita e adesso puoi portare il tuo messaggio di rivincita, di rinascita anche grazie a questa fascia. Sì, è il percorso di cui vado più fiera perché è una lotta difficilissima contro se stessi e proprio per combattere per la vita è un qualcosa di veramente complesso, specialmente a 18 anni come è successo a me, e ad oggi sia nel percorso di studi di medicina che con qualche lavoretto, comunque qualche esperienza nel mondo della moda e dello spettacolo, il mio desiderio è portare il più possibile ascolto e comprensione alle ragazze ma alle donne in generale che affrontano questo tipo di patologia. Quindi tu sei appassionata alla medicina grazie, sì, a questa cosa? Diciamo che prima ero convinta del suo male proprio, è stato un bene, perché sì, comunque è dato un obiettivo, sì, nella vita, sì, quindi sì, quando si dice che non tutti i mali vengono per nuocere, no, infatti devo dire che durante la malattia è stato assolutamente complesso affrontarla a livello psicologico, ma nel momento in cui fortunatamente l'ho superata, anzi mi ha aiutato a capire che esperire ogni cosa al massimo, ogni giorno come fosse l'ultimo, è il modo migliore per poter vivere la vita con il sorriso. E con il sorriso sei riuscita a vincere, sì, oltre che una grande bellezza, anche una grande ragazza. Grazie mille. Perché penso che fare medicina non sia proprio facile nel suo complesso. No, assolutamente. Non sia facile. Quello va detto. Io faccio la mamma e conosco anche persone che fanno medicina e mi dicono, io gli dico sempre vorrei fare il tuo perché è più facile del mio, perché quello va detto. Assolutamente. Io conosco anche una mamma che studia medicina e mi ha detto io tra un po' perdo i capelli. No, lei ha detto io tra un po' perdo i capelli perché cavolo, è tosta. Proprio il ruolo di donna si vede anche su questo, è molto molto dura. Infatti io spero che un giorno magari forse un giorno avrò voglia di fare medicina, chi lo sa. In caso chiamami, in che caso ci aiutiamo. Abbiamo già l'insegnante che me la indirizza, quindi a posto, dai. Io sono molto contenta per te. Grazie Hai vinto mille. anche dei contratti con questa vittoria, quindi adesso andrai ancora di più a sperimentare, ad entrarti in questo mondo della moda. Assolutamente. Quindi oltre che alla tua carriera potrai magari usare queste esperienze, magari per aprire anche una no profit, per poter fare magari un sostegno, una casa di sostegno per le donne che hanno questa malattia e magari riuscire a conciliare le due cose. I modi per poter aiutare in queste situazioni sono infiniti e vediamo il mio sentiero dove mi porterà. Vabbè, questo assolutamente, poi sappiamo che comunque il concorso dà tantissima visibilità, quindi chissà che magari tra qualche anno, quando tu sarai qua come reginetta ospite, potrai dire io finalmente ce l'ho fatta e sono riuscita anche a portare altre donne che hanno vissuto questo, sono riuscita a creare questa comunità di aiuto, che è la cosa più importante, perché penso che quando si sta male essere aiutati e avere un villaggio intorno sia la cosa migliore. Sì, assolutamente, quindi incrociamo le dita. Incrociamo le dita. Beh, adesso io ti lascio perché so che i tuoi doveri, i tuoi oneri iniziano da ora. Sì, assolutamente. Quindi noi ti lasciamo, ti seguiremo e un grandissimo in bocca al lupo. Grazie mille, è stato un piacere. Un bacio a tutti. Amici di Ferro Team, anche questa esperienza si è conclusa, è stato il primo anno che siamo venuti in questo concorso solo per la finale, magari il prossimo anno, chi lo sa, faremo qualche tappa e lo vivremo ancora di più nel profondo. Io, Ciocco e Teo vi salutiamo, vi diamo un bacio e ci vediamo alla prossima, mi raccomando seguiteci e mettete sempre mi piace per supportare il canale. Un bacio!